Avevano capito che era una vergogna aumentarsi l'indennità, visto il momento particolare per la vita della gente alle prese con problemi di sopravvivenza. Poi la decisione di ricorrere al voto segreto che non nasconde la grande vergogna finale. E così l'ARS ha dato via libera agli 890 euro lordi che incrementano la busta paga dei poveri deputati siciliani. Si tratta, dicono, di un adeguamento Istat, ma la stragrande maggioranza dei cittadini siciliani che non riesce a far fronte al caro vita aggravato dai continui rincari non può accettare quello che suona come uno schiaffo perché ha bisogno. È mancato un po' di pudore, certamente, tra i 70 onorevoli di Palazzo dei Normanni. Questa purtroppo è la politica e dispiace che sia un governo che avrebbe dovuto cambiarla e che invece la compina grossa, confermando la vergogna di sempre. Chissà cosa pensino in questo momento le centinaia di imprese edili con i lavori bloccati, chissà cosa pensino in questo momento le famiglie dei siciliani, dove i giorni sono sempre gli stessi e dove si vive stentatamente. Già era stato grave averlo proposto l'aumento in busta paga. Quando è arrivato l'emendamento che ne prevedeva l'abrogazione, si pensò ad una presa di coscienza responsabile da parte dei deputati. Ma si stava studiando però il modo di come aggirare l'ostacolo, trincerandosi dietro l'anonimato del voto segreto. Tutto salvo, insomma, tranne l'onore.